la quale abbiamo il dovere, l'onere, ma anche l'onore di portare avanti. E io ti prometto, insieme ai miei dirigenti, insieme a tutta la società e insieme ai calciatori, che onoreremo la tua memoria portando avanti questi colori per tutto il tempo necessario. Speriamo più in alto possibile, come era il tuo desiderio. Buono, onesto e disponibile. Tonino era l'amico di tutti. Come nel ricordare le sue venute in comune per accertarsi che gli adempimenti venissero fatti nel modo corretto e più veloce possibile. Lui non gradiva le lungaggini burocratiche, infatti spesso era solito chiamare gli uffici addetti ai lavori uffici complicazioni. Quale migliore ispettore di lui per visionare e controllare che tutto venisse fatto a regola d'arte, quello stadio a lui tanto caro, dove ha impiegato tutto il suo tempo e la sua passione. Un giorno mi ha inviato una foto con i ragazzi che giocavano sull'erbetta dello stadio con la scritta: guarda com'è bello togliere i ragazzi dalla strada e dalla PlayStation. Sì, Tonino, hai fatto un grande lavoro che tutti, ognuno per le proprie competenze, deve portare avanti affinché il tuo sogno diventi realtà. Ti saremo eternamente grati. Amministrazione comunale, ciao Toni.